No, non è normale che mi prenda un colpo di macete e a momenti rischio di morire a 500 metri da casa mia. È una cosa per i ragazzi giovani soprattutto che spesso girano con coltelli, cose così. Non è il caso, statene alla larga. Si rovinano vite. È turbato, provato e soprattutto dolorante per i 100 punti di sutura alla gamba sinistra. Edoardo, 22 anni appena compiuti, è stato vittima assieme ad un amico di un accoltellamento con macete nella serata di domenica 5 ottobre a Casal Serugo. Io e altri miei amici abbiamo avuto una lite con dei ragazzini più piccoli e per noi era praticamente finita lì, ci siamo spostati al bar e hanno chiamato fratelli maggiori, una cosa del genere, amici, e siamo stati aggrediti con un macete. Edoardo si è presto ritrovato in una pozza di sangue con una ferita di 30 centimetri che poteva costargli caro. Un angelo però gli ha salvato la vita. Io ho avuto la fortuna che in quel momento ci fosse, anzi lo ringrazio, Alberto Bettio, un ragazzo della protezione civile, che era lì di passaggio e ha visto la situazione, si è fiondato, ha fatto un intervento di primo soccorso e con la cintura ha chiuso, insomma, mi ha stretto la gamba, poteva finire molto peggio. Mi ha salvato la vita. Una situazione che nessun genitore vorrebbe mai vivere. Un film, cioè mi sembrava, è ancora un po' irreale, dobbiamo ancora realizzare anche noi e anch'io ringrazio Alberto Nando perché mi ha chiamato, cioè quando sono stata avvisata è stato lui un po' a tranquillizzarmi per telefono, anche quando sono arrivata perché lui ha anche provato a prenderli, ma non c'è riuscito. E cosa posso dire? Che cioè, al giorno d'oggi non si può un ragazzo prendere, uscire, dover pensare a come potersi difendere. Cioè, anche lui quando siamo usciti al pronto soccorso mi ha detto: ma io cosa devo fare? Tenermi una spranga in macchina? Sul posto è intervenuto il 118 per soccorrere i due giovani, mentre i carabinieri sono al lavoro per risalire all'identità degli aggressori.